Siamo in compagnia di Marco Zingaro, coach di Pallavolo Motta. Alla fine di Pallavolo Motta Sloga Tabor Televita Trieste è finita 3-2, una partita lunghissima, un set, il terzo ha finito ai vantaggi, è una partita dove ad un certo punto avete staccato la spina completamente. Sì, non è la prima volta che ci capita, è un nostro limite, è una cosa su cui dobbiamo assolutamente lavorare, perché in quelle situazioni là sembriamo inermi ed è una cosa che come allenatore di cui mi prendo la responsabilità, ma veramente non mi diverte allenare la mia squadra in quei momenti là, per niente, però è mia responsabilità. Ecco, una cosa sulla quale lavorare, il resto tutto piuttosto bene, ricezione, attacco e difesa, è complesso. Sì, un'altra cosa è che nei momenti clou purtroppo ancora difettiamo in personalità, e parlo di personalità nel fare le cose tecniche, non certo nell'urlare, e questa è una cosa che dobbiamo migliorare in fretta, perché se stiamo a dirci tutta la stagione che siamo giovani, alla fine non concludiamo niente. Una partita che un po' lo si sapeva, Trieste è sempre una squadra sempre difficile da affrontare. Sì, loro hanno degli elementi molto validi, sono una squadra comunque fisicamente ben messa, hanno il loro posto che nonostante l'età è ancora un giocatore importante per questa categoria, e sapevamo che ci avrebbero dato filo da torcere, volevamo i 3 punti ma non siamo stati bravi, tutto sommato insomma dai, comunque abbiamo tirato su da un 2-1 in sfavore, abbiamo portato a casa 2 punti e ce li teniamo stretti, però insomma ci siamo appena detti che dobbiamo assolutamente lavorare meglio di così. 4 punti, 2 partite in casa, 4 punti, è un bilancio che ritieni come? Non soddisfacente, le partite è bello vincerle. Ne avresti voluti 6? Ne avrei voluti, non voglio essere presuntuoso, però al di là dei punti sono state giocate, stiamo giocando non bene e questa è una cosa che non mi soddisfa. Al di là dei punti sono contento che comunque stiamo mantenendo l'imbattibilità interna e questa è una cosa buona che va bene per il nostro pubblico. Sabato Prata e poi un derby che te senti in maniera particolare, la partita con Treviso? Insomma Treviso è sempre, ma non guardiamo troppo avanti, insomma Treviso sarà Treviso con le solite implicazioni, però Prata se non quanto Treviso, insomma io sono stato anche giocatore, allenatore a Prata, sono una squadra importante, abbiamo voglia di misurarci con queste squadre importanti, ripeto avremmo voluto arrivarci con qualche punto in più, ma ok, abbiamo i nostri 7 punti e ripartiamo da qua. Si riparte con 7 punti in attesa di un Pala Prata che probabilmente sarà tutto esaurito come al solito. Va bene, bello, sono bellissimi ambienti quelli, dobbiamo essere bravi a non subire l'impatto a inizio gara perché c'è questo rischio, però insomma proverò a preparare i ragazzi anche a questo e a parte il Pala Prata insomma abbiamo una squadra importante da affrontare e sarà bene pensare a quello soprattutto, ecco. E soprattutto ragionare una palla alla volta come sempre, no? Certo, ma dobbiamo lavorare bene questa settimana, dobbiamo preparare bene la partita non tanto tatticamente ma allenandoci bene, facendo bene le cose tecnicamente. Ecco, oggi poi hai ritrovato anche la diagonale titolare, Tosato Visentin. Sì, Luca sta meglio, si è allenato questa settimana, devo dire che tutto sommato ha fatto una partita egregia considerando che veniva da una lunga inattività e dai, se questo è un punto di partenza per lui siamo contenti. Grazie a Marco Zingaro e ci vediamo alla prossima. Grazie a voi.